Approvati dalla Prefettura di Agrigento i progetti di diversi comuni della provincia. Servono maggiori controlli per il segretario della UIL di Agrigento e una vera e propria emergenza. Al Niccolò Gallo di Agrigento presente lo chef Fabio Potenzano. Calcio, sul prossimo impegno dell'Acragas parla il vicepresidente Carmelo Cagliari. Buongiorno da TVA Notizie. Videosorveglianza in diversi comuni della provincia di Agrigento, tra cui Castrofilippo e Palma di Montechiaro. Si tende così a garantire la sicurezza urbana. I progetti approvati dalla Prefettura di Agrigento. Arturo Cantella. Approvati dalla Prefettura di Agrigento le proposte progettuali riguardanti l'installazione di impianti di videosorveglianza nei comuni di Castrofilippo, Casteltermini, Lampedusa e Linosa, Palma di Montechiaro, San Biagio Platani, in esito a un'apposita riunione con i rappresentanti delle forze di polizia territoriali della provincia di Agrigento, delle zone telecomunicazioni della Polizia di Stato della Sicilia occidentale, finalizzata all'esame dei progetti volti all'installazione dei suddetti sistemi a valere delle risorse di cui alla legge 20 febbraio 2017 recanti disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. Le istanze di finanziamento presentate dai comuni della provincia sono state esaminate in via preventiva dalla Prefettura di Agrigento, che ha assicurato anche una valutazione sulla sussistenza dei requisiti di ammissione al finanziamento del Ministero e della congruità tecnica delle singole proposte progettuali, seguendo e supportando i comuni interessati nelle complesse attività preparatorie. Sono stati condivisi e approvati i contenuti dei progetti presentati dai comuni di Castrofilippo, Casteltermini, Lampedusa, Linosa, Palma di Montechiaro e San Biagio Platani in relazione all'esigenza di realizzare sistemi di videosorveglianza sempre più performanti che prevedono collegamenti con le sale operative delle forze di polizia, al fine quindi di favorire interconnessioni e sinergie tra le varie componenti operative della sicurezza sul territorio. Dopo l'esame valutativo favorevole, le istanze con le relative progettualità elaborate dai citati comuni sono state trasmesse per l'approvazione definitiva e l'ammissione al finanziamento al Ministero dell'Interno, che provvederà, secondo i criteri previsti dal quadro normativo di riferimento, all'approvazione di una graduatoria finale dei progetti al fine di erogare le risorse. La Prefettura di Agrigento, in considerazione dell'ampia estensione territoriale della nostra provincia e delle realtà disomogenee per tasso di criminalità, livelli di autorizzazione, caratteristiche socio-economiche, prosegue nell'azione di sensibilizzazione delle varie amministrazioni locali al fine di delineare una sinergia condivisa per la razionalizzazione degli impianti di videosorveglianza attraverso un'utile programmazione finalizzata a ottimizzare quindi le risorse a disposizione delle forze di polizia e delle polizie locali, in modo da sviluppare progetti di prevenzione a carattere generale e di controllo del territorio. I sistemi tecnologici previsti, unitamente ad altri impianti già allestiti nei vari comuni delle province, sono finalizzati ad accrescere anche il controllo del territorio nelle aree più esposte al rischio criminalità, presentando il valore aggiunto di rendere più efficace la prevenzione, oltre che di supportare le attività delle forze dell'ordine. E parliamo di sicurezza sul lavoro. Parlare di sicurezza nei luoghi di lavoro, appunto, non è mai abbastanza. Intanto serve una maggiore attenzione. Di vera e propria emergenza parla il segretario della UIL di Agrigento, Gero Acquisto. Il segretario provinciale della UIL di Agrigento, Gero Acquisto, interviene in merito alle statistiche INAIL riferite al gennaio 2023. Aumentano le malattie professionali denunciate. Per Gero Acquisto occorre organizzare in modo sinergico le attività di assistenza e di vigilanza alle imprese per una crescita globale della cultura della sicurezza. Nella data odierna sono stati resi pubblici dall'INAIL i dati nazionali relativi al mese di gennaio 2023, che riguardano gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Da un primo confronto con il mese di gennaio dell'anno precedente,
Si evince un calo di numeri di infortuni, ma con un sensibile aumento dei casi in itinere. L'Istituto inoltre comunica un aumento delle patologie di origine professionale denunciate, che sono state 4.756, un aumento del 44,3% rispetto all'anno precedente. Le patologie più segnalate, afferma Geracquisto, segretario provinciale della UIL, riguardano appunto il sistema osteomuscolare del tessuto connettivo, il sistema nervoso e dell'orecchio, seguite dalle patologie del sistema respiratorio e dei tumori. Negli ultimi anni è emerso il fenomeno tecnopatico favorito dalle campagne di sensibilizzazione e dai cambiamenti normativi che hanno ampliato l'elenco delle malattie riconosciute. Il segretario della UIL di Agrigento, pertanto, in merito alla questione continua a parlare di emergenza e afferma come il cambiamento del mondo del lavoro richiede appunto modelli di intervento complessi orientati alla prevenzione primaria dei rischi occupazionali, alla protezione e promozione della salute, sicurezza sul lavoro, al miglioramento delle condizioni contrattuali di impiego e all'assicurazione di un'adeguata risposta da parte dei sistemi sanitari ai bisogni di salute e sicurezza dei lavoratori che nella provincia di Agrigento purtroppo si fa fatica a mettere in pratica. Per acquisto occorre organizzare in modo sinergico le attività di assistenza e di vigilanza alle imprese al fine di garantire trasparenza, equità e uniformità dell'azione pubblica con una maggiore consapevolezza da parte dei datori di lavoro dei rischi e delle conseguenze dovute al mancato rispetto delle norme di sicurezza anche e soprattutto attraverso il coinvolgimento dei soggetti interessati per una crescita globale della sicurezza. La UIL di Agrigento continuerà a promuovere momenti di confronto e di formazione con i lavoratori, i datori di lavoro e creare ambienti nei quali si svolge un lavoro sicuro, sano e gratificante al fine di produrre migliori condizioni di salute e opportunità per i lavoratori, le famiglie, la comunità agrigentina e la sua economia. Torna in Sicilia l'appuntamento con Domenica al Museo. L'iniziativa consente di visitare gratuitamente parchi archeologici, musei e luoghi di cultura che dipendono dalla regione, con l'obiettivo di fare avvicinare soprattutto i giovani. Domenica 5 marzo sarà possibile visitare i principali siti culturali, ma potrebbe essere necessaria anche la prenotazione. Per quanto riguarda la provincia di Agrigento, i siti visitabili gratuitamente saranno l'area archeologica Aquarium di Eraclea Minoa e la Valle dei Templi. Inaugurato nel quartiere di Villa Seta il laboratorio Ape Operosa. C'è il servizio. Assessore Marco Pullo, una iniziativa sicuramente interessante. Qui a Villa Seta è una zona particolarmente disagiata, diciamo che è fatta in collaborazione con l'associazione Alcaruba. Ecco, ma diceva lei nel suo intervento, sono previsti anche altri recuperi in questo senso? Il risultato della costruzione della rete, grazie all'idea dell'associazionismo, dell'associazione Alcaruba che mette in campo questo progetto, grazie al finanziamento della Fondazione Comunitaria Agrigento Trapani, e poi mettere insieme la rete, quindi le parrocchie, il comune, l'associazionismo e tutto quello che è presente nel territorio per venire incontro a quelle che sono le reali esigenze di questo territorio che, diceva bene lei, è abbastanza complicato e difficile. Ed è un ulteriore tassello che si aggiunge a quelle che sono le iniziative che abbiamo messo in campo per questo territorio. Basti pensare alla biblioteca sociale che a breve avrà la sua definizione e potrà essere anche resa fruibile al pubblico, ma non solo, il finanziamento per quanto riguarda la ristrutturazione del vecchio centro commerciale e tutta un'altra serie di progetti grazie alla collaborazione con UEPE e con altri enti e associazioni che vogliamo continuare a mettere in campo per far sì di poter restituire dignità non solo al territorio di Villa Seta, ma anche uno spunto importante per la città di Agrigento, che deve diventare sempre più aperta a queste tematiche e a queste dinamiche di solidarietà sociale. Ape Operosa è un progetto per la realizzazione di un piccolo laboratorio di falegnameria per supportare l'attività di apicoltura che la cooperativa Alcarub sta portando avanti. Noi servivano degli strumenti e degli spazi per poter provvedere alla manutenzione e alla costruzione di attrezzature per l'apicoltura come le arnie, i melari, i telaini, e fare tutto quello che in qualche modo riguarda l'aspetto
artigianale delle attrezzature che poi si utilizzano nella produzione di miele. L'obiettivo è quello di dare opportunità di lavoro ma anche di formazione, perché è uno spazio che vuole essere non solo utilizzato da noi per la nostra attività, ma aperto al territorio, che per noi è la cosa forse più importante, e quindi in maniera tale che si possano portare avanti anche progetti di formazione professionale, sempre con l'ausilio di professionisti, e quindi sviluppare anche delle competenze che poi possono essere spese nel mondo del lavoro. Chi vi lavora all'interno di questa struttura? Allora, per adesso siamo noi soci, nel frattempo noi grazie a questo progetto e ad altre attività che stiamo svolgendo abbiamo preso un ragazzo che sta facendo un percorso di apprendistato, che fa l'apicoltore e che quindi di fatto poi sarà una delle persone che lavorerà qui. Ma noi contiamo, come dicevo, di aprirci anche al quartiere, quindi vedere un attimo insieme anche alle altre associazioni cosa possiamo sviluppare insieme. Le nostre 3 comunità, Monserrato e Villa Seta, sono state sempre aperte ad ogni forma di collaborazione con il mondo sociale, anche perché la parrocchia è il luogo dove ci si incontra e ci si incontra nelle varie realtà, non solo nella fede ma anche nella crescita umana. La promozione umana per noi come comunità cristiana è fondamentale, perché se non c'è un vero uomo non ci può essere un vero cristiano, quindi la nostra collaborazione con il territorio è sempre prioritaria e grazie a questa realtà che nasce oggi e si avvia, noi siamo contenti perché significa avere un'attenzione particolare per questo territorio abbastanza disagiato. Parliamo del vostro apporto a questa struttura molto importante in una zona tra l'altro particolare di Agrigento, che è quella di Villa Seta. Sì, noi abbiamo sempre creduto in tutte le attività che vengono svolte dagli enti del terzo settore e dal Comune, soprattutto a Villa Seta. È già da anni che affianchiamo sia i volontari di strada che le associazioni TTT che al Carub, oltre che al Comune, proprio per realizzare tutta una serie di interventi, oltre che di riqualificazione urbana, ma anche di inclusione di soggetti che sono anche in carico al mio ufficio, proprio per poter ridare uno stimolo, un'opportunità a ricucire lo strappo, la rottura che c'è stata con la società e con la comunità proprio per il reato che loro hanno commesso. Quindi incentiviamo anche la collaborazione con queste strutture proprio per questo motivo. Voi collaborate a questa iniziativa in che modo? Allora, la Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani qualche anno fa ha pubblicato il bando Ripartenze Inclusive, che aveva il fine di supportare imprese socialmente responsabili, enti del terzo settore che realizzassero progetti inclusivi, appunto, che promuovessero la ripresa post-Covid, quindi con l'emergenza post-emergenza sanitaria sociale, attraverso degli interventi di inclusione, quindi che avessero cura delle fragilità. Al Carub, con il suo progetto Ape Operosa, rispecchiava perfettamente queste caratteristiche, un intervento che in realtà ha un elemento, una caratteristica molto importante, ossia quello della cura, la cura ambientale, la cura sociale, la cura anche appunto culturale, perché riprende appunto pratiche artigianali, cioè la cura dell'ambiente tramite appunto la tutela della penera sicula, e poi c'è soprattutto la cura sociale, quindi di cura rispetto alle fragilità delle persone. E adesso un servizio sul centro recupero di Eraclea Minoa che assiste e cura le tartarughe. Noi siamo centro di recupero di tartarughe marine e animali selvatici. Arrivano sempre falchi, gheppi, polpi. Abbiamo 4 tartarughe che sono arrivate un po' da tutta la Sicilia, un po' da Lampedusa, un po' in giro insomma. Ad esempio qua c'è lei che è Frisbee, che arriva da Filicudi, a cui mancano entrambe le pinne anteriori perché è rimasta incastrata nella plastica e quindi si sono atrofizzate e le ho perse. Ci piacerebbe rilasciarla con un radar per riuscire a seguire i movimenti, vedere se è in grado di restare in libertà nonostante la mancanza che ha. Stello è una tartaruga a cui mancano entrambe le pinne anteriori, però abbiamo notato che ha una grandissima capacità di adattamento, stiamo facendo fare un po' di riabilitazione e ci piacerebbe moltissimo riuscire a rilasciarlo con un radar in modo da seguire i suoi movimenti. Di qua invece abbiamo Bubble,
È stata trovata a galleggiare nei pressi di Lampedusa, ha una deformazione alla spina dorsale che non gli consente quindi di stare del tutto a fondo e la fa sempre un po' galleggiare. Infatti è nella vasca più grande perché ha bisogno di molto spazio per riuscire a salire a galla per poter respirare. Perché loro sono comunque rettili, non sono anfibi, hanno bisogno di respirare, anche se possono avere un'apnea di comunque 2 ore, però devono comunque sempre tornare a galla. Valentina ha una storia un po' particolare, a lei manca una pinna, è stata trovata così, nei pressi di Licata, è stata colpita dall'elica di una barca e quindi abbiamo dovuto medicarla e abbiamo capito che non potevamo rilasciarla così in fretta. Quindi adesso stiamo cercando di tenerla, vedere se fa dei progressi per poterla comunque liberare. Giulian Piccolassiovic è stato portato dalla forestale perché aveva una lieve intossicazione, siamo riusciti a rimetterlo in sesto, adesso sta gran bene. Lo stiamo tenendo un attimo in osservazione per capire se è del tutto in salute e dopo lo possiamo comunque rilasciare. Abbiamo anche un piccolo riccio, lui è in semiletargo, è arrivato cucciolo, quindi stiamo aspettando la bella stagione per rilasciarlo. Adesso gli abbiamo dato tanto da mangiare, quindi è bello in forma e se la può cavare da solo. Fuori teniamo le tartarughe palustri, quelle americane. Le dobbiamo tenere, non le possiamo liberare perché vanno a creare un grandissimo danno non essendo autoctone. Quindi le teniamo sempre in cattività, se vengono trovate in giro ce le portano qua e noi le teniamo purtroppo recintate, però non si possono liberare. Abbiamo 15 tartarughe ermanni che sono autoctone della Sicilia, però non possiamo al momento rilasciarle, sono tutte sotto sequestro, ci sono state portate dai carabinieri e fin quando non ci viene dato il consenso a rilasciarle le dobbiamo tenere. Quindi adesso sono un attimo in stallo. Ci piacerebbe tanto riuscire ad aprire questa struttura, al momento non è aperta ai visitatori, però vorremmo iniziare a creare dei campi di volontariato, fare progetti anche esterni, invitare le scuole o comunque gruppi che vogliono fare escursioni come una piccola meta per vedere anche come funziona un centro di recupero per salvare e salvaguardare l'ambiente. Impianto di rifiuti ad Aragona. Il cartello sociale della diocesi scrive al sindaco Pendolino e chiede la convocazione di un consiglio comunale aperto. Con una lettera indirizzata al presidente del Consiglio Comunale e al sindaco Pendolino del Comune di Aragona, i componenti del cartello sociale della provincia di Agrigento hanno avanzato formale richiesta di convocazione di una seduta del Consiglio Comunale aperto riguardante la volontà dell'amministrazione comunale di concedere una variante urbanistica al fine di consentire la costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti. A tal proposito i componenti del cartello sociale, sindacati e Chiesa avvertono la necessità di acquisire gli opportuni aggiornamenti in merito, considerando anche che nessuna informazione finora ha raggiunto i cittadini sulla natura, le dimensioni e l'impatto ambientale che l'impianto potrebbe avere sul centro abitato, sul vicino ospedale di Contrada Consolida e sulla non distante scuola, parliamo dell'Ipia Fermi, e sulla stessa area industriale ASI, si fa pertanto formale richiesta di una convocazione di una seduta del Consiglio Comunale aperto del Comune di Aragona in modo da dare vita a un confronto con le varie associazioni, le forze sociali, i cittadini e i portatori di interesse del territorio in modo da ricevere, alla presenza della ditta interessata alla costruzione dell'impianto, le indispensabili notizie e poter quindi rassicurare l'intera popolazione. Un poster per la pace, un concorso del Lions Club Valle dei Templi dedicato alle scuole. Vediamo. Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dal professore Francesco Pira, nei giorni scorsi presso il centro commerciale Città dei Templi di Agrigento ha incontrato gli alunni degli istituti comprensivi e Seneto di Agrigento, Bersagliere Urso Mendola di Favara e Luigi Pirandello di Porto Empedocle, con i quali ha parlato di pace in questo particolare momento storico. Per l'occasione si è anche proceduto al conferimento dei premi e dei riconoscimenti ai giovani alunni che hanno partecipato al concorso internazionale Lions, un posto per la pace. Sono intervenuti la presidente della zona 26 Lions Maria Antinoro, i soci del club, gli alunni vincitori del concorso nella selezione del club, i dirigenti scolastici, i docenti e le famiglie dei partecipanti.
Parlare di pace oggi è importante, ma è molto importante farlo con i ragazzi delle scuole, degli istituti comprensivi. Lo abbiamo fatto con i ragazzi degli istituti comprensivi Esteneto, Bersagliere Urso e Pirandello. 3 scuole, 3 istituti importanti di Agrigento, Favara e Porto Empedocle che hanno partecipato al poster della pace. È stato un momento molto bello in cui abbiamo potuto riflettere sulla pace, ma allo stesso tempo siamo riusciti a incontrare loro per premiare i lavori che hanno fatto, disegni, momenti di riflessione su quello che è la loro idea di pace. Abbiamo trovato dei lavori davvero molto belli e che ci fanno capire come le nuove generazioni hanno un grande senso di solidarietà. La Commissione regionale antimafia ha chiesto l'accesso agli atti che riguardano i provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di alcuni funzionari e dipendenti della motorizzazione civile di Palermo. La Commissione intende avviare una indagine conoscitiva sull'inchiesta della Procura di Palermo e della Polizia Stradale. A rendere nota l'iniziativa è il presidente della Commissione antimafia dell'ARS, Antonello Cracolici. Alta formazione 2023 all'Istituto Alberghiero Niccolò Gallo di Agrigento con lo chef Fabio Potenzano. Un'interessante iniziativa oggi qui al Niccolò Gallo che vede riuniti tantissimi chef, tanti cuochi, tantissimi ragazzi per una giornata particolare. Ecco, quale? Allora, oggi abbiamo avuto la fortuna noi come scuola Niccolò Gallo di accogliere, ospitare l'organizzazione dell'Associazione Cuochi di Agrigento, coordinata dalla FIC, della Federazione Italiana Cuochi, dove si svolgerà un corso di alta formazione condotto dallo chef Fabio Potenzano, dove si andranno a trattare una cucina tecnologica, cottura a bassa densità di calore, sottovuoto, molecolare. Quindi per noi è un'opportunità importantissima per permettere ai ragazzi di farli crescere nel loro percorso curriculare e fargli acquisire delle competenze uniche. Quindi una giornata del genere per i ragazzi risulta fondamentale e quindi abbiamo permesso a tutta la comunità scolastica, in particolar modo le terze, le quarte e le quinte, di poter partecipare e vivere questo momento di crescita professionale che si sta svolgendo all'interno della nostra scuola. Oltre il nostro istituto, oggi abbiamo presenti le province di Palermo, Caltanissetta, di Trapani, sia con la partecipazione dei ragazzi e in particolar modo oggi abbiamo qua la presenza di tutti i professionisti del settore, perché per loro l'autoformazione, i corsi di aggiornamento sono indispensabili per poter oggi dare una risposta a una clientela che si presenta sempre più esigente e che ha la curiosità di conoscere le novità. Quindi per noi è un motivo di prestigio che l'Associazione Cuochi di Agrigento ci ha individuati come scuola e anche la Federazione Italiana Cuochi a livello nazionale. Il ruolo in questa università è importante perché noi portiamo a tutti gli allievi, ai nostri soci, delle notizie molto importanti, perché oggi parleremo di banqueting, tutto quello che gira insieme a questo servizio. Nello specifico abbiamo un rappresentante della Nazionale Italiana Cuochi, che è Fabio Potenzano, che porterà sicuramente delle tecniche nuove, il sottovuoto e quant'altro. Allora, la nostra associazione è orgogliosa oggi. Perché è orgogliosa? Perché trasmetterà a tutto il pubblico quello che si fa all'interno dei ristoranti importanti.
Oggi è una giornata di alta formazione al Gallo di Agrigento. Ci sono scuole provenienti da Sicilia, abbiamo il Piazza di Palermo e l'Alberghiero di Caltanissetta, ma ci sono anche nomi importanti per questa giornata di alta formazione. I nostri ragazzi, come ha visto, è un colpo d'occhio, già vestiti in atteggiamento di lavoro, cercano di prendere al massimo quelle competenze che gli serviranno poi per spendere nei luoghi dove andranno a lavorare, per acquisire sempre più il mestiere, perché i nostri ragazzi lavorano subito, già escono dalla scuola e lavorano, e già noi abbiamo richieste già dal terzo anno di strutture siciliane ma anche italiane che ci chiedono alunni e studenti anche in itinere, nel senso che non si sono ancora diplomati, perché c'è questa necessità in questo settore produttivo. Siamo contenti, la giornata sarà tutta la giornata la formazione, ci saranno delle preparazioni all'interno dell'auditorium per fare vedere ai ragazzi una buona cucina come viene organizzata. I docenti già della scuola, che hanno un livello alto di competenze, lo fanno, ma la giornata di alta formazione serve sia perché vengono esperti del mondo del lavoro e del settore, sia anche perché i ragazzi si confrontano tra di loro, le diverse classi e anche le diverse classi di diversi istituti si confrontano e acquisiscono altre competenze nel confronto, quindi una relazionalità positivissima. Beh, la giornata è una giornata sicuramente di molto interesse sia per i giovani, vedo già una platea numerosissima di ragazze e ragazzi degli studi alberghieri provenienti insomma dalla provincia di Agrigento e non solo, anche da Palermo, vedo molti professionisti e questo ci fa veramente piacere. La formazione deve essere continua, chi non si forma si ferma, questo è il nostro motto, quindi oggi sarà un confronto perché di lezione non vogliamo parlare, qua non siamo a insegnare ma soltanto a scambiarci delle visioni su quello che è il nostro mondo, che è in continua evoluzione. Il tema di oggi sarà la tecnica e la tecnologia al servizio della cucina, appunto per la carta, quindi un servizio alla carta e per la banchettistica. Ecco, cosa preparerà lei? Fabio Potenzano è famoso anche perché è stato presente in diverse talk show, diciamo, a livello nazionale, per cui averlo oggi qua ad Agrigento è sicuramente molto importante. Ma quale sarà, diciamo, il suo menù, tra virgolette? Ma io vi ringrazio, il fatto di rappresentare la nostra amata terra in televisione, questo mi fa onore ovviamente, perché mi sento il peso addosso della responsabilità di raccontare tutta la Sicilia, non soltanto della provincia di Palermo o Palermo, insomma, da cui sono nativo. È per me sempre importante, tant'è vero che un confronto costante con i vari colleghi di tutta la Sicilia per portare quelle che sono le ricette anche della tradizione, quelle di casa, ovviamente con alta professionalità e serietà del nostro lavoro. Il menù di oggi sarà un menù centrato su alcune preparazioni, 2 di pesce e 1 di carne, dove toccheremo tantissime tematiche in merito alla tecnologia e alla tecnica applicata. La parrocchia San Nicola di Fontanelle, guidata dal parroco Don Andrea Militello, ha effettuato una raccolta straordinaria di vestiti per bambini e alimenti destinati alla parrocchia di Lampedusa, che assiste i migranti che arrivano nell'isola. Un ringraziamento arriva dal gruppo Migrantes, che fa capo alla Conferenza Episcopale Italiana. Un grazie ai parrocchiani di Fontanelle e a chi ha consentito il trasporto di quanto raccolto. Gli assistenti alla comunicazione in piazza anche ad Agrigento. Ci dice il perché Arturo Cantella. Il MISAC, Movimento Nazionale, sostiene il decreto legge 236/2022, un disegno di legge che mira all'internalizzazione della funzione di assistenza all'autonomia e comunicazione nei ruoli dello Stato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito e successiva stabilizzazione di quei professionisti che a vario titolo e con diverse denominazioni svolgono la detta funzione. Il MISAC ha indetto un flash mob nazionale che è partito all'unisono in tutte le regioni italiane per dare forza e sostegno all'avvio dell'iter parlamentare avvenuto ieri 28 febbraio alle ore 15:30 in discussione in Senato nelle commissioni 7 e 10, lavoro e scuola. Il MISAC è un movimento civico apartitico asindacale costituito da famiglie, associazioni di famiglie, assistenti
di carattere nazionale, radicato in territorio nazionale, che si è costituito avendo un unico e solo obiettivo, cioè quello di supportare il disegno di legge sopra citato. Anche ad Agrigento si è svolto il flash mob presso la Villa Bonfiglio. Siamo qui al flash mob, un gruppo di Agrigento, per sostenere il DDL 236-2022 che oggi verrà discusso in Parlamento. Allora, sostiene la stabilizzazione degli assistenti all'autonomia e comunicazione che ritornano nella loro casa al MIUR per garantire il diritto allo studio agli studenti, sistemare i lavoratori precari e avere finalmente una situazione stabile lavorativa. Noi sosteniamo con forza il DDL 236-2022. Pausa per la pubblicità, linea alla regia. A tra poco. Un medico è stato arrestato nel Trapanese per corruzione. Franco Scaturro, 67 anni, medico originario di Mazzara del Vallo, è stato arrestato per corruzione dalla Guardia di Finanza in esecuzione di una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Trapani su richiesta della Procura. Scaturro, presidente onorario del Mazzara Calcio, è conosciuto nel Trapanese per la sua attività di cronista sportivo, medico. Alla Cassa Marittima di Trapani avrebbe preteso mazzette per il disbrigo di alcune pratiche. L'arresto risale ad alcuni giorni fa negli uffici della Cassa Marittima Trapani, dove lavora. Scaturro, che avrebbe già ammesso le proprie responsabilità, è stato arrestato dalle Fiamme Gialle su ordinanza firmata dal GIP Massimo Corleo. Secondo l'accusa, il medico avrebbe preteso mazzette dai soggetti sottoposti a visita per le pratiche sanitarie di competenza dell'Istituto di Previdenza del settore marittimo. Scaturro è conosciuto anche nell'ambiente calcistico e nel mondo delle radio e delle TV. In passato, negli anni '80, ha condotto diverse trasmissioni radiofoniche e televisive locali, soprattutto a Palermo, la sua città. Era allora uno dei rappresentanti dei club dei tifosi rosanero. Erano gli anni '80 quando Franco Scaturro conduceva una trasmissione molto seguita tra i tifosi del Palermo dal titolo Tifo alle Stelle. La valletta del programma nella stagione 81-82, che ospitava in studio i rappresentanti del club rosanero, dirigenti, calciatori, giornalisti e personalità del mondo del calcio, era Patrizia Rossetti, che successivamente diventò un volto molto noto nella televisione nazionale anche per le popolari televendite. Dopo la morte per omicidio dell'ex presidente del Palermo Roberto Parisi, avvenuta per mano mafiosa nel 1985, la successiva mancata iscrizione per problemi economici del club rosanero al campionato di Serie B, Scaturro interruppe la sua trasmissione e si dedicò alla sua professione, ovvero quella di medico, trasferendosi a Mazzara del Vallo, paese natale della moglie, e continuare dunque a seguire la sua grande passione, il calcio. E siamo giunti allo sport calcio. Ascoltiamo il vicepresidente dell'Acragas Carmelo Callari sul prossimo impegno della squadra. Ripresa degli allenamenti in casa bianco-azzurra, l'Acragas prepara la partita domenica prossima contro la Mazzarese all'Esteneto di Agrigento, ore 15. Ma intanto la mente va a domenica scorsa, la vittoria bellissima, sofferta ma alla fine meritata contro la Pro Favara. È stata la svolta di questa parte del campionato dove l'Acragas esce fuori da un momento grigio, da un momento buio, trova la mentalità giusta e riesce a fare il risultato con il Favara. Un Favara ben organizzato, un Favara che non è la squadra dell'inizio del campionato, bisogna fare complimenti. Anche per domenica scorsa abbiamo avuto una lezione da parte del pubblico favarese che ha riempito totalmente lo stadio, ha acclamato la propria squadra e all'ultimo l'ha anche applaudita malgrado la sconfitta casalinga. Ecco, noi speriamo che domenica con la partita in casa con la Mazzarese ci possa essere anche questa novità in campo Esteneto, cioè l'Agrigento risponde positivamente ai grandi successi della squadra Acragas. Cos'altro le è piaciuto domenica scorsa della prova dell'Acragas? La capacità del gruppo, non ci sono state grandi individualità, bensì la squadra è stata un unico gruppo pronto a soffrire e a colpire. Adesso più che mai serve l'apporto dei tifosi bianco-azzurri, si vince anche così il campionato.
Assolutamente sì, bisogna stimolare non i tifosi che ci hanno sempre seguito, ma i cosiddetti tifosi dell'Agragas del divano, del telecomando, coloro che rimangono a casa e poi magari parlano nel bene e nel male dell'Agragas. È bene che loro vengano allo stadio, vengano a soffrire, a emozionarci con noi e a prenderci le soddisfazioni che ci siamo presi fino a questo momento con la squadra Agragas. Domenica sarà giornata biancazzurra, come nasce questa iniziativa e perché? È un momento particolare in cui noi abbiamo raggiunto la vetta, psicologicamente non siamo quelli che ci siamo fatti raggiungere, ma quelli che abbiamo raggiunto la testa della classifica. È un momento particolare, vedo l'ambiente, i calciatori in grande preparazione atletica, dopo il momento in cui abbiamo avuto qualche difficoltà, psicologicamente sono caricati per andare a fare questa ultima fase del campionato nel migliore dei modi. Eccoci insieme a Gaston Semensin e Joan Barrera, due dei protagonisti della sfida di domenica scorsa contro la Pro Favara. Questa vittoria, Gaston, quanta sicurezza vi ha lasciato dentro? Sicuramente ci dà tanta sicurezza. Per il momento in cui eravamo era una partita difficile, un derby molto sentito, dove sapevamo che c'era una cornice di pubblico bella, una partita molto sentita, dove l'abbiamo preparata bene, abbiamo fatto bene, abbiamo portato i 3 punti a casa, che era quello che andavamo a cercare, e siamo contenti. Si respira una bella aria, c'è una bella energia per questo sprint finale del campionato, quindi siamo contenti, siamo pronti a preparare queste 7 finali che stanno arrivando nel migliore dei modi. Uscire tra gli applausi del pubblico di Favara? Ovviamente è bello, queste cose nel calcio di oggi forse mancano tanto, quindi è per applaudire ai tifosi del Favara che mi è piaciuto tanto questo gesto. Joan Barrera, non dovevi giocare la partita contro la Pro Favara, poi all'ultimo ce l'hai fatta, hai provato, stavi bene e sei andato in campo ed hai disputato una grande partita. Sì, sono acciacchi del momento, della settimana pesanti, campo pesanti, la quantità di partite che stiamo facendo, ma va bene così, siamo forti, siamo uniti, il gruppo lo sta facendo alla grande e ci vedremo questa prossima partita che sta uscendo il gruppo, l'umiltà, andremo bene. Il momento difficile è passato? Sì, tutte le squadre in ogni campionato ci sta la sofferenza, l'importante è ribaltarsi lo più presto possibile per andare avanti. Gaston, adesso arriva la Mazzarese, domenica all'Essaneto, altra big del campionato, i 3 punti sono fondamentali per rimanere in testa al campionato. Sì, noi vogliamo dare continuità a queste 3 vittorie che avevamo fatto. Arriva la Mazzarese che sta puntando a fare i playoff, quindi per loro è anche una finale, è una partita bella da giocare e noi siamo convinti che anche il nostro pubblico ci accompagnerà in questo momento, abbiamo bisogno di tutti, siamo tutti pronti a questo sprint finale come l'ho detto e l'aspettiamo numerosi a tutti. Joan, dunque il pubblico sarà fondamentale in questo finale di stagione, domenica la sfida contro la Mazzarese, sarà giornata bianco-azzurra, dunque i tifosi. Sì, sarà così. Una grossa mano d'aiuto. Sarà così, sono sicuro che la tifoseria ci accompagnerà in questo momento che siamo in piena crescita. Così le facciamo l'invito a tutti della città perché noi ce la faremo. È tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.